15 maggio 1797, ultimo giorno della Repubblica Serenissima. Entrano i francesi. I francesi rimarranno 5 mesi. Col trattato di Campo Formido, Venezia passa agli austriaci. Passa agli austriaci fino al 1805. Dopo c'è la pace di Presburgo, per cui tornerà ai francesi per altri 9 anni, quei maledettissimi 9 anni che permetteranno a Napoleone Bonaparte di saccheggiare la nostra città. Poi ad un certo punto, congresso di Vienna 1814, Venezia torna agli austriaci. Parentesi austriaca che dura fino al 1866 con l'annessione al Regno d'Italia. In mezzo la gloriosa Repubblica di Daniele Manin, i 2 anni 48-49. Venezia diventa un punto di accesso particolarmente facile e comodo. Perché è facile e comodo? Perché è in decadenza. Quindi, mentre prima nel Settecento il Grand Tour, quel giro che i nobili, i brampolli delle famiglie aristocratiche facevano in Italia per apprendere vedere le nostre bellezze, apprendere la nostra cultura, diventa appetibile anche ad una borghesia alta che manda i propri rampolli in Italia, e Venezia non si può sottrarre dall'essere la meta o una delle mete. Venezia, Napoli, Roma, Firenze sono le tappe obbligate di questo tour. Quindi c'è questo passaggio da parte dell'intelligenza, possiamo chiamarla europea, che trova i salotti veneziani. I salotti veneziani che ci sono in tutta Europa, ben si intende, ma a Venezia li troviamo, sono i centri proprio della cultura, e di questi centri possiamo ricordare la Giustina Regni Almichiel, Isabella Teutocchi Albrizzi, il salotto della contessa Lucrezia Mangilli Valmarana e quello di Marina Querini Benzon. Non si può non ricordare quello della Marina Querini Benzon per una serie di particolari che lo rendono quantomeno più frizzante rispetto ad altri. Per quello che ho studiato io della Marina Querini Benzon, è donna assolutamente eccezionale, dall'apertura culturale straordinaria. Ma non le verrà mai perdonato il fatto di aver ballato attorno all'albero della libertà sormontato dal cappello frigio che i francesi piantano in piazza San Marco appena arrivati. Lei ci balla discinta, conscia che finalmente è finita la stantia repubblica e cominciano i momenti dettati dall'illuminismo. Povera, si sbagliava, e questo rimane negli animi dei veneziani, che addirittura lei vivrà a lungo, e i vecchi e maldicenti gondolieri veneziani la appelleranno come stramasso de spontà col fumetto. Sull'interpretazione dello stramasso de spontà lascio a voi libera scelta. Il fumetto era legato al fatto che amava spizzicare della polenta mentre era in gondola che lei teneva nel décolleté. Ok? Tutto questo ovviamente non oscura quella che è la grandezza del suo salotto intellettuale. E il suo salotto intellettuale è un salotto che vede per la prima volta qualcosa di particolare. Prego, aspetta. Grazie Roberta. Allora, perché siamo partiti dalla Biondina in gondoletta? Non solo perché è dedicata a Marina Querini Benzon, o meglio, non è dedicata, tutti sapevano a Venezia che era lei, ok?
E questa cosa non le fa assolutamente piacere. Non solo, ma è il primo successo internazionale della canzone veneziana. Quando Giuseppina Bonaparte in Vuarnet arriva a Venezia nel 1805, esige che venga eseguita la biondina in gondoletta mentre lei attraversa il canale. Okay. Tra parentesi è la madre di quell'Eugenio Vuarnet che salva dalla distruzione l'isola degli Armeni. Ok? Si riesce a salvare solo grazie all'intercessione di Eugenio. Questo ve lo dico perché? Perché nel 1819, nel salotto della Marina Queni di Benzon, un frequentatore dell'isola degli Armeni scopre un amore travolgente. Chi è? Lord Byron. Lord Byron scopre un amore travolgente con la Teresa Guiccioli. Permettetevi, faccio un piccolo salto perché non ho finito di dire una cosa sulla biondina in gondoletta. Testo del Lamberti, musica Simon Mayer, attribuita probabilmente. Se andate a leggere attorno al palcoscenico del maestro D'Accolli, il bibliotecario del nostro conservatorio, capirete che è un'attribuzione quantomeno spuria. Se poi vi dedicate alla lettura della storia della musica sacra nella cappella ducale di San Marco, dei Caffi, 1855, il nome di Angelo Colonna, musicista friulano, violinista della Basilica Marciana, risulta essere il vero autore della biondina in gondoletta. Quindi è il primo successo e la prima anomalia. Autore del testo e autore della poesia dichiarati o più o meno dichiarati. Dicevamo di Byron. Byron a Venezia ormai è una celebrità. E c'è un giovane tedesco che sta arrivando a Venezia, c'era già stato a Venezia, aspettando che il suo testo principale, Il mondo come volontà di rappresentazione, stiamo parlando di Arthur Schopenhauer, venga edito. Tra parentesi, non avrà alcun successo nella sua prima edizione, ma questo a noi interessa poco. Perché ci interessa perché ci interessa Schopenhauer? Perché Schopenhauer ha un amante a Venezia, anch'essa Teresa Fuga, muranese, sicuramente donna non aristocratica, la quale in un scambio epistolare con il nostro Arthur Schopenhauer trascrive il testo di una canzoncina che lei ama molto e che è molto di voga a Venezia nel 19. Altro non è che La notte Esebea. La notte Esebea che viene musicata da Giovan Battista Peruchini su testo di Pietro Buratti. Allora, velocissimo, io il Peruchini l'ho sempre definito il dimenticato. Giovan Battista Peruchini è, a mio modestissimo parere, un musicista sopraffino, di cui però a Venezia ci si ricorda praticamente mai. È un figlio del presidente della Corte d'Appello, lui diventerà il massimo segretario del tribunale, non di più, ma ha la fortuna di partecipare come virtuoso del clavicembalo e del pianoforte al congresso di Verona del 1822, che è l'ultima tappa che seguiva il congresso di Vienna. A Verona nel 1822, posso permettervi di dire che c'erano lo zar Alessandro I, Francesco I d'Austria, Carlo Felice di Sardegna, Ferdinando delle Due Sicilie, il Duca di Wellington, il Granduca di Toscana, il Visconte di Chateaubriand, c'era tutta l'Europa che contava. E Peruchini intesse una quantità di amicizie che per tutta la vita gli basteranno per fare che cosa? Per diffondere la propria musica e per riuscire ad essere il deus ex machina della vita veneziana, una sorta di ufficio di collocamento per tutti coloro che entravano al Teatro La Fenice. Non solo, ma anche attraverso l'amicizia con Zinaida Voskoskaya, una contessa russa, il quale cognato poi fu implicato nella rivolta decabrista, ma questo è un altro paio di manica, per cui lei poi fu costretta ad emigrare in Italia lasciando il figlio in ostaggio dello zar. E lì il nostro Peruchini
pubblica nel 1825 a Londra una raccolta veneziana in veneziano. Vi prego di fare attenzione nell'esecuzione del nostro Enrico i due punti particolari del testo. Il primo, il gondoliere. Zegonzo Zecuco. Gondoliere, nonostante sia estate e venga tolto il fez da gondola, sa fare l'addormentato. È uno scrigno dove tutto ciò che accade all'interno della gondola è sicuro, non parlerà mai degli amori che si consumano sulla gondola. L'altra cosa è, molti musicologi non veneziani hanno detto, ma sicuramente si sta parlando di un qualcosa che accade durante il carnevale, perché si parla di un velo strappato e quindi no. A febbraio nessuno cava il felze dalla gondola. Il felze rimane e le donne veneziane avevano lo zendale. Avevano quel bellissimo scialle con le frange che spesso si attaccava al bottone di chi si avvicinava e faceva lo struscio in piazza e quindi taccare il bottone, perché il bottone si arrotolava sulla frangia dello zendale. Enrico, vabbè. Allora, quando vi ho detto che Peruchini è dimenticato, l'unico testo che si trova sui Peruchini è questo, ok? Ed è fatto dall'Università di Catania. Okay? Perché l'Università di Catania? Perché Peruchini ha talmente un fondo epistolare talmente importante con Rossini, con Velluti, con La Pasta, con Pacini, con Bellini, che quando
hanno acquisito il fondo di Vincenzo Bellini, hanno trovato tutte le lettere del nostro Perucchini. E quindi, siccome l'ha acquisito Vincenzo Bellini, catanese, l'Università di Catania, l'Università di Catania ci ha fatto un libro. Vi sfido a trovare, a parte qualche canzoncina questa o poche altre, qualcosa del Perucchini in rete completamente dimenticato. Testo di Pietro Buratti. Pietro Buratti, 1772-1832. Pietro Buratti è uno che se la gode, ok? Padre, possessore di una banca. Madre, olandese, benestanti. Benestanti, e il padre, dopo il trattato di Campo Formido, decide di lasciare Venezia e trasferirsi a Bologna. Chiede al figlio se lo vuole seguire, e il figlio dice di no. Il figlio sta bene qui e si fa passare una rendita. Si fa passare una rendita e fonda la Compagnia dei Busoni. La Compagnia dei Busoni era la compagnia di personaggi che si dilettano non solo nelle arguzie e nelle facezie dello scrivere, ma nel mangiar bene, nello stare con le donne, insomma nel vivere ad un determinato livello. Buratti, che aveva il titolo di Gran Piavootto all'interno della Compagnia dei Busoni, faccio presente che ci faceva parte anche Rossini della Compagnia dei Busoni quando era a Venezia, cioè non era una cosa da poco, altro a cui piaceva mangiare molto bene. Il buon Buratti finisce 2 volte in pericolo a livello legale. La prima, 13-14, blocco di Venezia, perché gli austriaci bloccano i francesi fino a che i francesi non cedono la città. Periodo tristissimo, e lui ne fa una lamentazione al prefetto, una lamentazione che è una presa in giro, okay, di come è stata trattata la città. E il prefetto non la prende bene, quindi prima condanna penale. Poi arriva il 1819, a Venezia c'è il carnevale, c'è un bellissimo elefante in quella che noi richiamiamo attualmente la riva degli Schiavoni, e l'elefante si imbizzarrisce, scappa, uccide, ahimè, il suo custode, si rintana nella chiesa di Sant'Antonin e deve arrivare all'esercito che a cannonate abbatte il povero animale. Il suo scheletro attualmente lo possiamo trovare al Museo di Storia Naturale di Padova. Che succede? Doveva per forza essere quel giorno in cui arriva la famiglia imperiale a Venezia. Ovviamente Buratti non perde l'occasione, scrive l'Elefantiade, la cosa arriva all'orecchio di tutti e giù, altra condanna penale. Però lui non si ferma, continua a scrivere, continua a fare la bella vita finché a un certo punto si sposa. E si sposa dicendo una cosa: scontar col matrimonio è a colpa di un passo falso. Ovviamente con chi è che fa il passo falso? Con la governante. Quindi dopo aver corteggiato tutte le più belle donne di Venezia, si sposa la governante, ha 4 figli, morirà più avanti nel 1932 nella villa di San Bughet a Mogliano. La cosa interessante è che gran parte dei testi delle canzoni veneziane dell'Ottocento sono scritte su poesie di Pietro Buratti. Chi si cimenta, questa volta a scrivere su un testo di Buratti, questa volta in un altro bellissimo salotto culturale che è quello della contessa Lucrezia Mangilli Valmarana, iniziate la strada nuova, tabaccheria sulla destra, macelleria Bijou sempre sulla destra, a sinistra c'è un bellissimo palazzo bianco con un giardino. È ancora della famiglia Guillaume Mangilli. Perché è ancora della famiglia Guillaume Mangilli? Perché Albert Guillaume, che nasce nel 1801 e muore nel 1854, colpito da un infarto, è un musicista francese particolarmente talentuoso. Nel 1824 vince il Prix de Rome, che è un famosissimo premio francese, e che consente al vincitore di passare 2 anni a Roma, a Villa Medici. Lui vince, passa i suoi 2 anni a Roma, poi deve tornare a Parigi. Ma vuoi non tornare a Parigi senza aver visitato Venezia? A Venezia ci passa. Finisce nel nostro bellissimo salotto dove incontra il nostro Buratti. Buratti era di casa, ci andava
3 volte a settimana a mangiare della contessa Mangilli. Questo non pagava ovviamente mai cibo a casa propria. Incontra e decidono di scrivere delle ariette. Attenzione, perché l'arietta è pubblicata nel 1830 da Pacini, questo sono 6 ariette, ne sono rimaste 3, da Pacini a Parigi. Ma nel 48 con la Comune brucia tutto, quindi 3 sono andate perse, 3 sono ancora trovabili qua in alcuni archivi. Ebbene, lui nel 30 dà al Teatro La Fenice la Maria di Brabante e in realtà si trasferisce pianta stabile con la famiglia a casa del conte Benedetto Valmarana. Cosa piuttosto anomala, tant'è che quando io ebbi modo di contattare il compianto Vittorio Guillaume Mangilli, che ancora erede e che è mancato, ahimè, a gennaio di quest'anno, gli chiesi, ma scusi dottore, com'è possibile che un perfetto sconosciuto sia entrato in casa e poi abbia avuto anche il cognome della contessa? Ciò, ma è la storia dei corni, mi ha risposto. E tecnicamente il buon Benedetto aveva accettato che Albert Guillaume e anche la moglie di Albert Guillaume ci fosse questa una sorta di convenienza. Bene, torniamo a noi. Guillaume smette di fare musicista, capisce che con la musica non si guadagna. Aprirà nella barchessa di Montebelluna una filanda a vapore che sarà ammirata in tutta Europa per la capacità e la qualità del filato e quanto potesse essere avanzata. Di il nostro Albert Guillaume ascoltiamo adesso Chi Garrison ha torto. Piccolo spoiler sul testo, lui parte baldanzoso perché vuole finalmente chiudere relazione con lei non solo riesce a non chiudere relazione, ma lo manda via anche colpevole. Nello stesso periodo, 1815-1871, Antonio Buzzolla. Caso particolare, non è un nobile, non è un benestante, è figlio di un maestro di musica, il
il maestro del Duomo di Chioggia, di Adria, pardon, perché lui nasce ad Adria, studia a Venezia e ha una carriera fulminante. Tony Buzzolla è ricordato per essere stato il precettore dei figli di Guglielmo IV di Prussia, di essere stato direttore dell'Opera Italiana di Berlino, di essere stato nel 1946 direttore della commedia, del Teatro della Commedia Italiana a Parigi. Nel 1850 dà la sua ultima opera al Teatro La Fenice, che è l'Elisabetta di Valois, su testo di Francesco Maria Piave. Nel 1955 finalmente l'incoronazione. Diventa maestro di cappella Marciana qui a San Marco. Quindi possiamo immaginarlo come assolutamente integerrimo, un curriculum di tutto rispetto. Ecco, curriculum di tutto rispetto. Sì, questa sera adesso ascolteremo due ariette. La prima è l'Abandon, perché ve la propongo, perché ha un tratto tipicamente veneziano che è sorto, mi è venuto in mente poco tempo fa quando hanno fatto gli scavi in piazza San Marco. Ripeterà molto spesso Neanche fra Marco e Todaro sa mai trattà così. Tra le due colonne si eseguivano le condanne capitali guardando l'orologio della piazza San Marco e quindi te faccio vedermi che ora che sei, il detto veneziano, per i condannati a morte l'ultima cosa che vedevano era l'orologio dei mori, e questa mi sembrava interessante. L'altra è incredibile, viaggia su due piani, si intitola L'Ananas. A prescindere dal fatto che è edita nel 1855, io pensavo che l'Ananas manco si conoscesse, e invece era assolutamente conosciuta. Ma l'Ananas, il testo dice che è un frutto che dai foglie fa raise, ok? Ed è vero, se si taglia la parte superiore dell'ananas si può impiantare. 1000 gusti fa provare, e poi cioè, a Venezia ce l'ha, i fruttivendolo Zanetto, e chissà se dopo il frutto che a catega magnà. E finisce dicendo bisogna provare tutto, 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 quindi qualsiasi frutto esotico è degno di prova. Ora l'interpretazione la lascio a voi. Certo che si muove su due linee, quella probabilmente greve a cui adesso io stavo facendo riferimento, ma ce n'è un'altra. Massimiliano d'Asburgo, fratello di Francesco Giuseppe, è quel poveraccio che andrà a morire come imperatore del Messico, ok? In cui lo spediranno, e che sposa la Carlotta del Belgio, che odiava la Sissi, perché la Carlotta del Belgio era la principessa per eccellenza, amata dalla suocera. Sissi no. E lui, come secondogenito, poveretto, sconta un triste destino. Lo mandano qua a Venezia non ci sta bene, e decide di costruire il Castello a Miramare. Se voi doveste andare in visita al Castello Miramare trovate ananas ovunque. Perché? Perché questo frutto che i botanici dell'epoca definivano interessantissimo, unico, pieno di incredibili risorse, lui aveva pensato potesse essere perfettamente rappresentante il proprio essere. E Buzzolla, il nostro carissimo e integerrimo maestro di cappella marciana, gli fa una canzoncina sull'ananas che svilisce decisamente questo frutto. Quindi, come potete capire, una linea di satira molto pungente che però evita la censura. Allora adesso vi lascio all'Abandon, cantato ancora dal nostro maestro Zanni, e poi all'Ananas con Serena Catulli. Suoi mani come prendere sento freddo di comando un falso disvetti e con dispetto mi senza la salvarò ma il Cristo sola ove tu non
fra Marco e Cor non so mai cantato sì. Se non ti credi uffice che mi devo stare, capire il cuore da sé, guardasse avanti, ma non la sai larghe la vita mia, e vive storia, molto partioni di Bianca fra Marco e Cor non sa mai cantarsi. Bianca fra Marco e Cor non sa mai cantarsi. No crede a escatole de mare maldicente, San Canul cui viene, e mise valpremi. Voi ne vogliate la solo che la trova guerra, e voglia guerra, sempre obbedì. Bianca fra Marco e Cor mai cantarsi, Bianca fra Marco e Cor non sa mai cantarsi. Vien qua non treo in poco e altri lo soletti, amor locali lei, lo solo comandi. Ma possa mai collera e te mantiene ancora, proprio ti vuol che ora, oh poveretoni. Bianca fra Marco e Cor non sa mai cantarsi, Bianca fra Marco e Cor sa mai cantarsi. Grazie Serena e grazie Enrico. Allora, abbiamo accennato prima all'ultima opera di Buzzolla, Elisabetta di Valois, 1850 La Fenice, su testo di Francesco Maria Piave.
Ecco, Francesco Maria Piave, noi lo conosciamo perché? Perché è librettista ai Verdi, cioè ci ha regalato Stiffelio, il Corsaro, Macbeth, Traviata, La forza del destino, Rigoletto, adesso non me ne ricordo altri, ma ce ne sono in abbondanza. Era di Murano, nasce nel 1810, muore nel 1876. Suo padre era podestà di Murano ed aveva una fornace, tanto che permette al figlio di poter andare a studiare fuori da Venezia. Poi a un certo punto non solo il padre muore, ma la fornace va in fallimento, per cui il buon Piave torna e si mette a lavorare. È un'ottima penna, questo lo sappiamo. E viene maltrattato da Verdi, ma questo lo sappiamo. Si sposerà 2 volte, 2 cantanti. Il primo soprano gli lascerà 2 figli e poi scapperà a Parigi e non si farà più vedere, la Scalabrini. La seconda invece gli darà un'altra figlia e gli rimarrà vicino, la Gasparini, fino alla morte. Purtroppo gli ultimi 7 anni di vita di Piave sono immobilizzato in un letto. Un colpo apoplettico, una volta si diceva un ictus, lo costringono fermo a letto senza neanche la possibilità di parlare. E tutte le spese e tutto il funerale verrà tutto pagato da Verdi. Quindi una cosa che non bisogna dimenticare. Ma a noi a cosa serve Francesco Maria Piave? Francesco Maria Piave ci serve perché in una delle osterie veneziane, o perlomeno io immagino così, incontra il mio preferito. Incontra il mio preferito. Incontra Giacomo Bortolini. E voi mi direte, e chi è Giacomo Bortolini? Il problema è che probabilmente qui viene citato in questo bellissimo testo che è la Barcarola e il canto del gondoliere nella vita quotidiana e nell'imaginazione artistica, edito dal Centro Studi Tedesco di Studi Veneziani nel 2015, è citato. Ma oltre a chi lo cita qui, chi lo cita è io, perché Giacomo Bortolini è un imbianchino dell'Arsenale di Venezia. È un imbianchino, caso rarissimo, il quale si diverte a scrivere musica, praticamente un autodidatta. È un autodidatta che proviene edito 7 volte da ricordi, non una, 7 volte da ricordi. E caso più unico che raro, nasce nel 20, muore nel 1875, sì, è colui che mette per iscritto il fatto che le serenate in gondola a Venezia avessero un tariffario. Cosa fa? Prende tutti i colleghi, tutti gli imbianchini dell'Arsenale, li costringe a studiare la sera, ne crea un coro, se li porta in gondola sotto gli alberghi dell'epoca e la Thomas Cook del 64 dice con 2 Napoleoni puoi ascoltarti la vera musica veneziana. Quindi arrotonda, è un genio, questo arrotonda il misero stipendio che gli passa l'Arsenale. Ovviamente facendo il dopolavoro, dopo un po' in Arsenale le attrici si stufano e lo licenziano, ma questa è una storia forse meno interessante. E nel 1853 si incontra con Francesco Maria Piave. Francesco Maria Piave e Giacomo Bortolini. Francesco Maria Piave scrive altre canzoni in veneziano, le scrive alcune per Federico Ricci, uno dei 2 fratelli Ricci, le scrive per Brini, tra parentesi un eccesso pianista triestino, ma ne scrive ben 8. La raccolta si chiama Amori veneziani, ne scrive 8. Allora, vi do, a titolo informativo e non speculativo, ci ho appena finito di scrivere questo testo qua proprio su Amori veneziani e sui buon Bortolini, perché sono quello delle cause perse. Uno che non è mai piaciuto a nessuno, mi sembra il caso di tirarlo fuori. Allora, il Bortolini, il nostro amato Francesco Maria Piave scrive a Tito Ricordi: caro il mio Tito, collega, editore di musica, Venezia, 13 settembre 1854. Vedi come ora ti parlo da potenza a potenza? Diavolo, sono un editore anch'io e come tale ti prego di gradire il magnifico album che ti invio.
e di dirmi che se ti spiacesse incaricartene di farne smerciare qualche copia, che io ti manderei sempre in via mercantile con gli usati sconti. Esso non ha alcun merito che di essere venezianissimo, perché le sue canzoni sono come le vedi, sono giorno e notte, con luzza e senza luzza cantate dal nostro buon popolo. Capisco che queste per te sono freddure, ma spero che l'amicizia potrà dar loro quell'importanza di cui mancano e che mi offriranno un nuovo argomento per esserti grato. Attendo dunque una linea di riscontro tuo. Questo è quello che Piave scrive a Tito Ricordi nella speranza che Ricordi gli venda qualche copia di quello che lui era riuscito a stampare a Venezia. Tito Ricordi è un uomo di buon cuore, fa molto di più. Le prende, le ristampa e le mette nella linea Ricordi. Ma prima aveva edito un'altra canzone del nostro Bortolini. Vieni, la barca è pronta. Vieni, la barca è pronta è un'arietta di origine siciliana che viene ripresa nel testo più e più volte, la riprende Mercadante, la riprende Donizetti, la riprende Malipiero, Francesco, il nonno del Malipiero, più famoso Gianfrancesco, ma in realtà chi la rende famosa è il nostro Bortolini. Se voi aprite il Maestro di Setticlavio, che è una novella di Camillo Boito, lo stesso di senso, okay, che è il fratello di Arrigo, l'altro compositore e librettista, trovate, figlio di un gondoliere e di una lavandaia, era stato egli pure barcaiuolo di traghetto, cantava a orecchio facendo strabiliare i forestieri, segnatamente gli inglesi, che menava in gondola e, celebra fra i suoi compagni di barca, trionfava in una società di cantori, quasi tutti orecchianti come lui, la compagnia dei pittori e gondolieri del nostro Bortolini, che andavano la sera in un battello ornato di palloncini variopinti a cantar cori in Canal Grande sotto le finestre dei principali alberghi. Una delle più recenti canzonette principia: vieni, la barca è pronta, vieni, un'auretta spiga. Caso assolutamente anomalo. Solitamente è sempre il ragazzo, l'uomo che chiede alla bellezza di salire in gondola ed essere portati per portarla in laguna, lontano da occhi indiscreti. In questo caso è lei che chiede al garzon gentile di essere
rapita e portata in laguna. Ecco, adesso eseguiremo di questa raccolta di 8 canzoncine del nostro Bortolini la lontananza, capirete subito quando un uomo è senza il proprio amore, la castellana, viceversa, donna di castello il quale fidanzato è dovuto partire in nave e quindi aspetta di restituirgli il bacio che lui sulla fronte gli ha stampato all'andata. E in ultima è la spiegazione. Solita difficoltà nel capirsi tra uomo e donna. Solitamente poi la donna fa capire all'uomo quello che deve essere capito, come in questo caso. Prego. Ogni scoglio con aurora e sotto fuori e giovanno che mi aveva ma notizie chi ogni scoglio con aurora e sotto fuori e giovanno che mi mi sarebbe un vero incanto se ogni fossi se ogni fossi se se spasiso in mezzo ai fiori, se alze ai solori, se sospiro un fiato vento, e corpo sul momento, e quando morti senti. Se spasiso in mezzo ai fiori, se alze ai solori, se sospiro un fiato un inferno mi staria perché venisse fuori in perché venisse fuori in perché venisse Penso in me, e
grazie. E stiamo andando verso la conclusione e non potevo non fare un piccolo salto ed arrivare fino a forse il più conosciuto dei compositori che scrivono su testi in veneziano, che è Reinaldo Hahn. Allora, alcuni lo conosceranno, alcuni no, ma vi assicuro che è il più conosciuto. Nel senso che Reinaldo Hahn nasce nel 1874 a Caracas, Venezuela, e morirà nel 1947 a Parigi. Reinaldo si trasferisce in giovanissima età, seguendo la famiglia, in Francia, avrà poi la nazionalità francese, purtroppo per quello che sarà il proseguo della sua vita, la famiglia è di origine ebraica e questo durante la seconda guerra mondiale gli creerà non pochi grattacapi. E Reinaldo è un enfant prodige. Scrive le prime composizioni a 8 anni, 10, 14, ogni anno produce qualcosa di eccezionale, bello, intelligente, bellissima voce da baritono, fantastico pianista e compositore. Se lo contendono tutti i principali salotti parigini. Passa da un salotto all'altro, una sera sì e una sera no. Cosa scrive Reinaldo del veneziano? L'idioma veneziano incanta, soprattutto è giovanile. Si ode una voce di uomo giovane, è un vecchio che parla. Vera lingua dell'amore, conserva un'eterna adolescenza. La continua varietà dell'inflessione gli conferisce una flessibilità, una mobilità affascinanti. Questo lo scrive nel 1933. Lui a Venezia ci viene nel 1900. Ci viene con la cugina, perché lui, poco prima, ha intessuto un'amicizia particolare, una relazione che poi si affievolerà in realtà un'amicizia costante per il resto della vita con un emerito conosciuto, un tale Marcel Proust, il quale viene a Venezia per ambientare a Venezia la sua recherche, la ricerca del tempo perduto. Il libro numero 6 è ambientato a Venezia. E lui ovviamente, uno pensa che Proust venga a Venezia da solo, no, Proust viene a Venezia con la mamma. Allora la cugina di Reinaldo Hahn, che tiene un diario, ci fa un quadretto divertente e ci dice: fu in un radioso mattino di maggio che mia zia, Reinaldo e io vedemmo Marcella e sua madre arrivare a Venezia. E già nel pomeriggio, seduti a un tavolino del caffè Quadri, lui e Marie lavoravano a una traduzione della Bibbia di Amiens, opera fondamentale per la comprensione del gotico. Proust e la madre alloggiavano nell'Hotel Danieli, caratterizzato da grandi finestre a ogiva aperte sulla visione di San Giorgio Maggiore, sulla Giudecca e in lontananza sulle basse e sabbiose dune del Lido. Lo stesso albergo dove, in una camera d'angolo, la camera numero 10, Georges Sand e Alfred de Musset vissero una torrida storia d'amore. Allora, la povera Marie non era propriamente informata su cosa accadde tra de Musset e Georges Sand, perché Georges Sand entrambi, allora contestualizziamo, 1834. Georges Sand prende la febbre, si ammala. E all'Hotel Royal, non si chiamava Hotel Danieli perché il proprietario era Daniel, da cui Danieli, e chiamano un neolaureato che era il medico condotto a cui si rivolgeva l'hotel. È giovane, è bello, si chiamava Pietro Pagello. Arriva, comincia a curare la amantina Aurora Lucilla Dupin, che era il nome di Georges Sand, e poco dopo si ammala anche de Musset, ma de Musset si prende il tifo, la febbre tifoide, mica cosa da poco. Quindi lui rimane molto in camera e nell'altra camera si svolge tutt'altro. Tant'è che de Musset deve tornare a Parigi da solo.
la relazione che nasce tra Pietro Pagello e la nostra George Sand si trascina poi a Parigi, in cui per 6 mesi passano un periodo fantastico, ma Pagello non è uomo da salotto, non è un viveur. Decide di lasciare George Sand, che poi diventerà l'amante di Chopin, e di tornare a Venezia. Lui torna a Venezia. Se andate fuori dall'ospedale di Belluno trovate una bellissima targa al medico, dottor chirurgo Pietro Pagello, che è stato un'istituzione per quanto riguarda l'ospedale di Belluno, non solo, padre integerrimo, figli, marito incredibile. Che cosa ci rimane di Pietro Pagello? Ci rimane una poesia che lui dedica a George Sand e che viene musicata da Reinaldo Hahn, che per portarsi via un souvenir da Venezia prende 6 testi in veneziano e li musica ex novo. La collezione si chiama Venezia e adesso, grazie alla voce di Serena, potremo andare a sentire Sopra l'acqua in Dormensada, che è la poesia appunto che Pagello scrive a George Sand.
nostro appuntamento è praticamente finito. Se mi resta un filo di voce, mi appropriavo dell'ultima composizione di Reynaldo Hahn, La barchetta, a cui sono particolarmente affezionato e volevo tentare di cantarla io. Vediamo cosa succede. La notte sveglia, fa presto pineta, andiamo in barchetta, i freschi a giappar. A toni odino, e le fence ne cava, argo d'esta la suglia del mar. E gusto contarsia, senti aduna, e al cielo una sentirse amorare. I forme avventura, presenza mia cara, e zeppi agarra e temor sventare. E che da leoni mi troppo indiscreto, poi se dal petto il velo a strappar. O badaste frotole, sueti nussemo, e tanil solemo continua a menare. Roberta Panoretti, Irena Catullo, Luisa Zaino e Carlo. E non eravamo consci del fatto di poter avere successo questa sera, quindi non avevamo preparato bis, per cui duettano.
seguimos, petarnos bien, petarnos bien.